Scioccante a Cagliari. Trovato stamattina un cucciolo appena nato, nerino, abbandonato in una busta della spazzatura. Una storia di abbandono e di un lieto fine immediato. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se anche tu vuoi dare forza a storie come quella del piccolo nerino, metti un like e iscriviti. Insieme possiamo far arrivare più lontano queste voci. Tutto è iniziato in via Sant'Aghilla, a Cagliari. Il cucciolo, minuscolo e con gli occhi ancora chiusi, era stato gettato in un cestino dei rifiuti. La scoperta è stata fatta da un passante e dal suo cane, Bobu, che ha insistito annusando la busta di plastica. Il segnale di aiuto per il piccolo nerino. La scena ha commosso tutti i presenti e i clienti del locale in piazza L'Unione Sarda. Subito sono partite le chiamate per soccorrere il piccolo vulnerabile. Ma cosa è successo dopo? Chi si è preso cura del cucciolo in attesa dell'intervento delle autorità? E qui arriva il miracolo. Una ragazza, colpita dalla storia, ha deciso senza esitazioni di adottarlo. In meno di un'ora, da rifiuto a membro di una nuova famiglia. Un gesto di bontà che dimostra il cuore grande della nostra isola. Questa piccola, grande storia di Cagliari ci ricorda che il vero eroe a volte è l'istinto. Nonostante il lato terribile dell'abbandono, la solidarietà in Sardegna ha trionfato. Se questa storia ti ha toccato, lascia un like e iscriviti. E dimmi, sinceramente, cosa avresti fatto tu trovando Nerino in quella busta? Grazie di cuore per aver condiviso con me questa storia di Cagliari, dura ma con un finale che scalda l'anima. Ti mando un caro saluto e ci vediamo presto con un nuovo aggiornamento dall'isola.